sono andato dentro a un fosso con la moto. Cazzo, non c'era come adesso, le strade qua, non c'era nessuno. Io cane, vengo su dal fosso così. Sì, vabbè, vengo su io cane dal fosso. Cazzo, si ferma una macchina, scende giù una ragazza biondina, bella, no? E mi fa, ma come stai? Ma ti sei fatto male? Fa, sono caduto nel fosso. Fa, ma Dio buono, ma c'è tutta una graffiata qua. Fa, aspetta che ti guardo. E mentre mi guardava, mi veniva quel coso e dicevo, Dio che sto facendo una cosa che sicuramente a mia moglie gli dà noia. Perché dice, Certo, ma pensavo. E lei gli fa, guarda, sono un'infermiera, abito qua, c'ho la casa, se vuoi venire un attimo faccio una medicazione. E lei dice, vabbè, vengo, Dio che vengo. Però mentre andavo in là con lei che mi ha fatto salire in macchina, belle, due belle gambe, la vedevo, cioè, però avevo quella sensazione che non stavo, perché dicevo, Dio buono, sto facendo una cosa che a mia moglie sicuramente gli dà noia, tanti anni che siamo sposati così. Mi ha portato in casa, mi ha tolto la camicia, così, poi mi ha detto, guarda c'è anche un graffio di dietro, ora te lo medico e ti faccio un massaggino, ma stavo bene, però dicevo, Dio buono. E lei mi ha visto che ero un po' a disagio, mi dice, ma scusa, ma cos'è che c'hai, che ti vedo così? Dio buono, sono un infermiere e tutto, fa no, però te è anche troppo carino, però sai, ti devo dire, sto facendo una cosa che a mia moglie sicuramente gli darà noia. Fai, vabbè, ma non stiamo mica facendo niente di male. Poi scusa, tua moglie adesso dov'è? Se non è uscita è ancora nel fosso.